quasi quasi alla fine, abbiamo tenuto i paesi un po' più vicini così per ultimi. L'interprete che sta per farvi ascoltare la sua musica, pensate che a 9 anni ha ricevuto dal papà il regalo più bello che lui potesse desiderare. I bambini a quell'età desiderano veramente tante cose, ma non tutti desiderano un organetto, e all'età di 9 anni il suo Natale gli portò proprio in dono un organetto. Pensate un po', un Paolo Soprani di colore rosso, questa cosa gli è rimasta ferma nella memoria, perché poi questo è stato veramente il suo compagno di giochi, il suo amico dell'infanzia, che lo ha accompagnato fino all'età adulta. Con questo strumento ha iniziato a studiare i balli del suo paese, ricalcandone quelle caratteristiche che li rendono alla fine unici, fino a diventare oggi un interprete dell'organetto veramente apprezzabile, bravo e preparatissimo. Intanto iniziamo ad accoglierlo con un grande applauso da Fonni Salvatore Loi. Dov'è? È già qua dietro me. Allora, Salvatore, avevi un anno in più di tuo figlio quando ti è stato regalato il primo organetto, e adesso lui pensa già di mandarti in pensione, perché vorrebbe suonare già lui, però gli ho detto mi sembra che babbo ne abbia ancora da far sentire alla Sardegna, e non solo. Peraltro, oltre ad essere tu un musicista di grande talento, oggi sei accompagnato da una triade di ballerini di Fonni, quindi il costume di Fonni, facciamo un applauso, bello pieno di ricami e di colori. Sapete questo furbacchione che mi ha raccontato un aneddoto? Mi ha detto ti sei chiesta, Maria Luisa, perché gli altri vengono in coppia e quelli di Fonni vengono in 3? Ma ho detto veramente cioè proprio questa cosa non la so io. Mi ha detto c'è un motivo per cui a Fonni, anzi danno 3 possibilità per cui a Fonni dovrebbero essere in 3 i ballerini. Le prime 2 non lo sconfinferavano tanto, ma la terza mi ha detto è quella più probabile, ovvero che il furbastro di Fonni aveva una moglie a Fonni e poi nel periodo della transumanza magari c'era un'altra donna anche nel Campidano, no? E quindi risultate bigami così, quindi ce n'era una su al fresco e una giù al caldo, no? Furbacchioni poi lontane così, queste non si sarebbero mai incontrati, e questa in teoria è la storia che ci porta a pensare perché a Fonni si balla con un uomo e 2 donne, ma in realtà sono racconti. Il bello è che più un costume è bello e più ce n'è vestiti in costume da ammirare, meglio è. In questo caso va benissimo così, quindi noi vi lasciamo alle vostre danze. Allora, ballo torrau, giusto? In apertura, e poi ballo sarti o girau a ballo a trese, così è, e poi chi vorrà potrà unirsi alle vostre danze. Intanto non vediamo l'ora di ascoltarvi e vedervi. Salvatore Loi e formazione in costume di Fonni, applauso grande per loro.
Sì? Bene, adesso ci voleva il vento. Allora, io ero incantata, veramente, stavo seguendo con grande attenzione. Sarà che ha catturato la mia attenzione anche la storiella che ho anticipato prima, dai, si scherza, ci mancherebbe. Intanto però veramente va l'applauso grande grande a voi che avete interpretato queste danze così belle e particolari di un centro veramente straordinario. Tuo papà e le tue sorelle, quindi tutto in famiglia, va bene? Quindi tuo figlio pronto a prendere il tuo posto, lo facciamo crescere un altro po' però, Quindi facciamo un grande applauso a Salvatore Loi, grande interprete dell'organetto, grande interprete delle danze di Forni, grazie a tutta